Giunti alla settima corsa, il premio Actril con una dotazione di 6.600 euro, una condizionata riservata a europei di 4 anni vincitori da euro 5.000 a 15.000 euro, una corsa sul doppio chilometri. Andiamo a leggere il cambio dei partenti mentre i cavalli si stanno raccogliendo nella retta delle tribune, appunto perché lo start, la macchina li raccoglierà appunto davanti alle tribune. Con il numero 1 abbiamo Gina Spritz, Carmine Piscoglio. Con il numero 2 abbiamo VP dell'Annunziata che interpreta Gabarit, cavallo molto appoggiato in questo momento appena sopra la pari. Con il numero 3 Luciano Messineo porta in pista Greta Griff. Con il numero 4 Andrea Farolfi su Gianni Spritz. Con il numero 5 Roberto Ruvolo su Garibaldi Rich e poi abbiamo Guttuso Rob Griff con Mario Greco a chiudere la prima fila. Seconda fila per Gallipoli Rock e Giuseppe De Filippis, Guinea Antonio Di Nardo, Gamble Joe con Massimo Pignatelli e poi Mermaid con Janko Sagai. I cavalli sono dietro la macchina che li sta accompagnando in quella che è la curva che porta lontano dalle tribune e li metterà nella retta delle scuderie per dare il via a questa settima corsa del convegno, la corsa che precede il TQQ di oggi. È di galoppo un cavallo dietro l'autostart che penso sia Gamble Joe, quindi non prende il via, la macchina comunque parte e davanti a tutti. Se prova a mettersi con il numero 5 Garibaldi Rich poi confonde l'andatura e quindi davanti numero rimane come 1 previsto, Gina Spritz, diciamo, squalificato. Griff, ma ci riprova Garibaldi Rich e va direttamente dritto ancora su quella che era diventata la leader Greta Griff, che non dà il via libera e quindi in qualche modo Roberto Ruvolo deve rivalutare le proprie posizioni e parcheggia in seconda posizione dopo comunque un 14-7 di parziale assolutamente importante. Quindi dietro i due che se le sono date in questa prima parte della corsa troviamo Gianni Spritz, dietro di lui il numero 10 di Mermaid e poi però arriva molto deciso Gallipoli Rock, altro atteso protagonista. 15-5 per il secondo parziale, quello davanti alle tribune. Gallipoli Rock lentamente si avvicina ai primi due, ora è praticamente alla destra di Garibaldi Rich e altri 200 metri sono passati in 15-5, è stata la seconda curva di questa corsa e ora Gallipoli Rock veleggia a destra del primo che ovviamente non se ne impressione, quindi rimane tutto consolidato, ma l'andatura non prende particolare velocità, 14,9, quindi un parziale da 34 gli ultimi 400 metri assolutamente gestibile per questa categoria. E si comincia ad andare per pariglie perché prende la destra anche Gianni Spritz che trova interessante la schiena di Gallipoli Rock e ci si mette. Quindi abbiamo due pariglie davanti a tutti, il numero 3 di Greta Griff con alla sua destra Gallipoli Rock e poi abbiamo il numero 5 di Garibaldi Rich con il numero 4 Gianni Spritz. 1,16,3 per il chilometro che era passato e ora siamo già ai 1.200 con 15,4 di nuovo di un certo comodo davanti alle tribune e si incomincia a entrare nella parte interessante, nella parte clou della corsa. Quindi abbiamo completato la penultima curva, le posizioni sono rimaste quelle, qualcuno incomincia a muovere in terza ruota, ma davanti rimangono i protagonisti che abbiamo già raccontato. Gabarit che incomincia a numero provare 2, a recuperare, Gabarit, ma confonde l'andatura, squalificato. cede di schianto Greta Griff, quindi passa Gallipoli Rock. Quando entriamo nell'ultima curva, 14,6 per la retta delle scuderie, se la dà a gambe Gallipoli Rock, mette un po' di distanza, sbaglia anche numero 4 Gianni Spritz con Andrea Farolfi, quindi entra semplicemente da solo in retta d'arrivo Gallipoli Rock, 14,8 per la curva, c'è solamente Garibaldi Rich che prova ad inseguirlo, prova ad arrivare anche Mermaid, ma non c'è storia perché la vince facile Giuseppe De Filippis con Gallipoli Rock, 1,15,2, 2,36 per compiere questi 2000 metri, chiude in 14,2, chiude molto bene dopo un percorso a destra, chiude in grande scioltezza questo appunto allievo di Giuseppe De Filippis per Marini come allenamento e la proprietà di Andrea Perozzi, questo maschio da Robert B e Noblesse Rock. Quindi vince il numero 7 di Gallipoli Rock. Al secondo posto abbiamo il numero 5 di Garibaldi Rich, poi il 10 di Gamble, poi abbiamo il numero 8 al quarto posto di Guinea e il numero 6 di Guttuso Rob Griff che completano il quintetto di questa corsa.